Umberto Crespi, Busto Folk, siamo arrivati alla 21esima edizione, questa volta non solo Museo del Tessile, ma si arriva anche nei quartieri, quindi dal centro ci si sposta. Sì, assolutamente, dal 15 al 18 settembre al Museo del Tessile sarà la location principale, ma quest'anno coinvolgeremo tutta la città, ci sarà la sfilata in Viale Duca d'Aosta, ma anche nei quartieri, a Sant'Anna il concerto al quartiere Sant'Anna e un concerto al quartiere Borsano, quindi tutta la città coinvolta nel Busto Folk. Ci sarà una sfilata il sabato e quindi anche la gente lungo le strade potrà seguire questo evento e arrivare fino diciamo, al cortile quadrato per assistere un po' a questo concerto particolare. Sì, la sfilata è domenica 18 settembre e coinvolgerà 9 bande, più di 100 musicisti, tra cui più della metà saranno cornamuse e tamburi, quindi sarà un evento molto gioioso, molto festoso e si partirà dal Tribunale per tutto il centro storico fino a Piazza Santa Maria per poi chiudersi al concerto principale presso il Museo del Tessile a Giardino Quadrato, tra l'altro ingresso libero, quindi assolutamente speriamo che la popolazione e tutto il pubblico possa sia seguirli durante la sfilata che poi sentire il concerto finale al museo. Sarà sempre un'occasione per scoprire i colori, i sapori, la musica, i ritmi dei paesi celtici, diciamo dall'Irlanda alla Bretagna alla Scozia, e con una punta anche gallaratese, non solo, insomma anche Bustocca, no? Tra i musicisti. Sì, ci sarà la presenza di ovviamente ospiti internazionali, ben 5 le nazioni coinvolte quest'anno nel Busto Folk, Bretagna, Austria, Irlanda, Scozia, ma anche ovviamente locali come Dirty Bastard piuttosto che Celtaolix, questa nuova giovane band gallaratese. Quindi speriamo anche che il Busto Folk sia incubatore e promotore di realtà artistiche che nascono sul territorio. Ci sarà anche una cena particolare per scoprire proprio i sapori. Assolutamente sì, quest'anno il giovedì 15 ci sarà una cena tematica dedicata all'Irlanda a ingresso libero, ovviamente bisognerà prenotarsi, però andremo anche a guardare l'aspetto enogastronomico che mi sembra che non sia mai male. Che non è male. Quindi i biglietti dei concerti sono già in vendita, bisogna darsi da fare? Assolutamente sì, perché ci saranno anche artisti come Flavio Reggio, Vincenzo Zitello, i Dirty Bastard, insomma ci sono tanti artisti e la capienza comunque è sempre limitata. I biglietti saranno in vendita tra qualche giorno sul sito www.bustofolk.it, dove si potrà vedere sia il programma che tutte le attività correlate alla parte, oltre a quella artistica, anche tutti i vari concorsi, workshop, arpa, danza, falconeria, la falconeria per i bambini, quindi affrettatevi a prendere il biglietto perché non ce ne sono tantissimi. Grazie mille. A voi.